un'osteria. Di Candida del Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Cari amici, cari amiche, eccoci qua. Vi abbiamo lasciato una settimana di riposo, però torniamo. Sabato, oggi, siamo ancora qui con voi in diretta. Bene, e siamo in un posto, riterrei, straordinario. L'idea di fare delle trasmissioni di qua e di là del Piave, al di là della simpatia, della canzone, mi è venuta da quest'uomo che sta di fronte a me, che si chiama Claudio Granziera. Buongiorno a tutti, buongiorno. E siamo venuti a trovare, grazie anche a lui, perché lo conosce, Claudio Vettoretti. Ciao a tutti. Per me è un onore, veramente un onore. Siamo venuti qui perché, vedendo Claudio girare nei weekend per osterie, locali particolari, mangiando di tutto e di più e non facendo godere noi di quello che lui riusciva a gustare, ho detto: e perché non facciamo una trasmissione che si chiami Di qua e di là del Piave e andiamo a trovare tutti quei locali particolari che ci possono dare aiuto per portare in giro per il Veneto, nel mondo, le eccellenze venete. E allora abbiamo ritenuto che Claudio Vettoretti fosse un'eccellenza del Veneto, perché ha aperto un locale straordinario. E noi abbiamo qui davanti, noi abbiamo degli sponsor, possiamo anche nominarli. Certo. Abbiamo i Bibanesi, che è uno sponsor che ci segue da tanti anni, abbiamo le Manzane come vino, però oggi degustiamo anche, non per far dispetto alle manzane, ma anzi per esaltare poi il prodotto delle manzane, noi assaggeremo come si chiama? Questo è il Prosecco Superiore di Cartizze. Diciamo che il nostro vigneto storicamente è sempre stato nella zona del Cartizze. Nella mappa catastale c'è scritto Cartizze di sopra. E lì siamo fortunati perché è di famiglia del bisnonno di mio padre e noi abbiamo continuato la coltivazione. Allora io direi che per assaggiare questa eccellenza ci vorrebbero 2 stuzzichini. Cosa dici? Adesso ti se faccio ce li arrivare. facciamo Va portare? bene un po' di prosciutto e un po' di formaggio? Va benissimo, tanto noi apriamo in attesa, tu dillo pure, falli portare. Poi io ti dico in attesa di che cosa? Nicole, ci porti gli stuzzichini per favore? In attesa del piatto che ci vuoi presentare oggi. Perché lui non è solo enoteca, lui non produce vino, tratta vino come enoteca, ma ha anche una cucina d'eccellenza. E oggi ha pensato di farci, grazie tesoro, guarda che straordinari piattini, in attesa che ci portino il piatto d'eccellenza, quello che tu hai deciso che oggi ci fai assaggiare, che è... Il risotto de go. E cos'è Igo? Sono i ghiozzi, è un tipico piatto veneto. Allora, volevo fare una piccola premessa. Noi siamo produttori di uva prosecco, abbiamo i vigneti e vogliamo ovviamente, abbiamo creato il nostro marchio, abbiamo creato le nostre bottiglie e per abbinare il nostro vino a del buon cibo siamo andati alla ricerca delle vecchie ricette, le sardine saor, il risotto de go e altre cose. Oggi, siccome è stagione di go, abbiamo pensato bene di farvi assaggiare il risotto con i ghiozzi. E allora, in attesa che arrivi anche questo risotto, perché non ci assaggiamo? Ti spiego quello che stai mangiando. Sì. Questi sono prodotti a chilometri zero nella nostra enoteca, al fine anche di valorizzare il nostro prodotto e di far capire che il nostro prodotto è comunque un prodotto artigianale di alta qualità. Noi abbiamo tutti i formaggi e affettati che provengono, i formaggi da pastori, maghi o alpeggi, gli affettati da piccoli produttori allevatori di maiali o piccole macellerie.
Veneto-Friuli, ma un po' da tutta Italia. Qua abbiamo la fortuna di assaggiare un formaggio con l'erba cipollina della latteria Vai. di Ugo Vizza, e invece questo non è un San Daniele, ma viene fatto in comune di San Daniele, a Ragogna, e lo fanno i fratelli Molinaro, ed è un prodotto secondo me eccezionale. Vedo che i clienti lo apprezzano molto. Guarda, tu mangia Claudio. Allora, vi verso ancora un po' di questo vino che è molto particolare, è il Cartizze, Prosecco Superiore di Cartizze, che viene prodotto tra le frazioni di Santo Stefano e San Pietro di Barbozza. Sono in una collina che è la più alta della DOCG storica, quella che è tutelata dall'UNESCO, e lì c'è una bella esposizione al sud, l'uva matura molto bene, ci sono forti sbalzi termici e esce un prodotto qualitativamente superiore. Dipende anche dal terreno, perché c'è un terreno molto particolare che già se ti sposti di qualche centinaio di metri cambia, è una collina dove ci sono fossili di conchiglia, e l'uva di solito viaggia sempre attorno ai 15, 16, 17 grammi di zucchero per litro. A questo Cartizze veramente Alla nostra eccezionale. e Alla a nostra. tutti quanti gli spettatori. In attesa sempre del risotto, Del risotto. noi ci mangiamo. In attesa che arrivi questa specialità, questo risotto con il Go. go. I go, in plurale. I go. Dei I go. che sarebbe Con risotto dei go. de go. De go. Risotto de go. Ghiozzi, un I pesce ghiozzi, sì. di acqua salata che però può vivere anche in acqua dolce, sulle foci dei fiumi. Il go, il classico risotto del go, è un pesce povero che veniva usato, veniva bollito con un po' di carota, sedano e cipolla, poi veniva curato perché ha tante spine ed era la base per poi fare il risotto. Fai il soffritto classico, olio, noi usiamo olio extravergine e aglio, poi buttiamo dentro un po' di scalogno, mettiamo dentro il riso e sfumiamo con un po' di vino bianco dopo aver tostato il riso. 5 minuti, 6 minuti prima che il risotto sia pronto, buttiamo dentro i go e facciamo andare, e poi alla fine la mantecatura o con olio d'oliva e magari senza farsi beccare un po' di formaggio parmigiano, però quello non ci andrebbe. Non ci andrebbe, però noi lo mettiamo perché dà un gusto particolare. Claudio, ma perché siamo venuti qua noi? Ma siamo venuti qua perché eravamo partiti con queste trasmissioni per andare alla ricerca dei locali tipici del nostro territorio, no? Delle osterie tradizionali. E apparentemente sembrerebbe che noi qua oggi fossimo un po' un pesce fuori d'acqua, per rimanere in tema di risotto col pesce, no? In realtà in questo locale noi vediamo un po' quella che è, secondo il mio parere, un'evoluzione nella modernità della tradizione, della classica osteria, del tipico locale nostro, del nostro territorio. Sì. E lo si può intuire e capire dal mio punto di vista anche da questi bellissimi tavoloni che abbiamo qua, no? Dove sono dei tavoli dove possono sedere uno fianco all'altro 15, 16, 18 persone, non sono tavolini singoli dove ci sono solo... Esatto, quindi ogni persona può essere interlocutore del suo vicino su questi grandi tavoloni, e questo incentiva dal mio punto di vista quella che è una caratteristica delle nostre tradizionali osterie, che è quella dell'incontro, della chiacchiera, del confronto, della convivialità. Esatto, e se mi permetti una battuta, se guardi me con le mie dimensioni capisci che mi piace mangiare bene e quindi grande ricerca di cibo particolare, veneto e da tutta Italia. Così viviamo tutti più non lungo. vedo l'ora che arrivi questo risotto per assaggiare anche il vino del nostro amico Ernesto. Un gran prodotto, un Manzoni bianco che si sposa bene col risotto de go, e se volete posso già aprirlo, intanto lo facciamo un po' decantare. Sì. Ma vedo che hai in mano un cavatappi particolare, non so se si vede. Abbiamo registrato un marchio, Rutto Libero,
Che Per è il, un per il vino. prosecco, sì, allora, è il vino che facciamo come si faceva il prosecco una volta. Rutto libero che io è da 4 anni che vengo qua a bere. E che ovviamente è il classico prosecco rifermentato in bottiglia, la prima parte del metodo classico, però se fai il prosecco così una volta e io ho mantenuto la tradizione. Sai che stavo pensando stamattina, perché non torniamo a fare il vin de bottiglione come una volta? Sai perché No, non lo puoi fare? Perché si fa aceto poi, perché No, non sa no, perché devi, conservanti. devi trattare il prodotto, no? Deve avere l'etichetta, come fai il bottiglione aperto? No, ma lo mettiamo in bottiglia. Qua, sì, in bottiglia Vino allora che sì. dura 6 mesi. Ah, beh, No, sì. dopo devo buttare via. Pochi solfiti o quasi niente come una quasi volta. niente, come una Infatti il rutto libero è a 0 solfiti E si può bere. e 0 quanto- zuccheri. e quanto Tu lo dura? bevi di anno. Poi abbiamo fatto anno. degli esperimenti, siamo arrivati col cartizze in bottiglia fino a 4 anni. Vedo che sta arrivando Paolo con risotto. Grande risotto. Grande Paolo, grande Paolo. Beh, grande sì. Grandissimo Matt di Sala. Ecco qua. Grazie. Guarda che roba. Buon appetito, signori. Grazie Paolo. Grazie Paolo. Grazie. Il profumo è fantastico. Io direi di... cosa dici di aprire? Apriamo la bottiglia perché qua questo vino è ottimo per questo risotto. Non sono un grande bevitore di intanto- bottiglie di vino, soprattutto se è buono, come questo Manzoni. Faccio un po' l'incontrario perché sono mancino. Purtroppo hanno provato in tutti i modi a farmi diventare destro, ma Ma intanto te sta è l'unica Paolo. cosa che faccio a sinistra. In Veneto mi spieghi tu ancora come che fai cavalare tutti i spin di sti pezzi. È un gran lavoro, proprio un lavoro da Orbi. E sta là un bel toc, che vuol de pia cavare spinchi a farlo. Appunto. Però le bon dopo. Si va tanto tempo per la preparazione? Beh Si va no, è tanto una roba che fai, tolto il quarto d'ora per far bollire i go, un quarto d'ora per fare il risotto. C'ha un profumo Ti particolare. piace, no? Sì, Sì. Però così a parlare italiano vuol dire che non si sbilancia. ha un profumo particolare. Bravo. È sa de pes. Sì. Provo Bevuto che a- sappia da che? Da formaio? No? Provo a assaggiarlo, dopo Vai, te vai, dico. dimmi. Qua il vino è ottimo, ragazzi. Sa tu che mi va un altro boccone per capire. Per capire bene. E mi va un un altro. Drioman te lo finisse. Oh, per fortuna fai l'oste perché se fossi in caltolavoro sarei ancora più grosso. Guarda, guarda che nel secondo ho sentito qualcosa di diverso. Ah sì? Prova il terzo allora. Migliora. Comunque guarda, sarà anche un piatto povero, diciamo, chiamiamolo così, no? Però è gustosissimo e saporitissimo, veramente eccellente. Sì, infatti vorrei proporlo per le occasioni speciali. Quando trovo dei buon gustai, perché sai che tutti si attira dopo e ti dice ma a me non mi piace. Allora, penso che non se lo trovo facilmente in giro proprio per la difficoltà di preparazione. Vabbè, ma te sai che Cavarche tutti sti se te vuoi spinelli. mangiare bene bisogna far fatica, no? Sì, però la gente non la capisce. Piglia a fatica, piglia a Questo per goduria. me è un risotto che non ha prezzo. Non ha prezzo. Fammi assaggiare un altro perché non ho davvero, capito bene. Buon Non ho capito bene. Buon davvero. Cioè non occorre far finta le buon. Facciamo un Un brindisi, brindisi a Ernesto, A Ernesto. e ai suoi grandi vini. e anche a Enzo che ci sta Enzo che è un mio carissimo lavorando, che è un carissimo amico nostro, Ciao, di tutti. Enzo. Claudio, senti, con i bibanesi va bene? Si può... Guarda, possiamo secondo provare? me i bibanesi è perfetti. Io un fiaduretti, ma per fare una bella scarpetta alla fine, secondo me è quel che mi serviva. Ma anche durante, se tu? Cioè non serve aspettare la fine, ti puoi mangiarli durante. Questi sì con la cipolla. Bella anche. croccatezza, sì, che sta bene la cipolla. Dobbiamo usare scalogno, ma va bene la cipolla. Claudio, ma non dovevi dirci qualcosa tu? Sì, scusa, ancora una forchettata. Vabbè, ma allora non finiamo qui, fai una anche mia. E poi, siccome ci avviamo verso la conclusione di questa puntata, Peccato. peccato sì, ma poi noi proseguiremo, ci sarà il dopo, Dopo puntata. il dopo Sicuramente. puntata. L'after hour. E per chiudere volevo leggere 3 righe che credo siano appropriate e opportune per chiudere degnamente questa puntata qui da Enoteca Dimmi, Vettoretti. parti un libro che 3 righe. No, no, no. Infatti, Sarò velocissimo in Oh. realtà.
Ti distudi così. Allora, abbiamo parlato prima della convivialità che si ritrova in questi locali. Esatto. Dividere con gli amici. Convivialità e incontro, tipica caratteristica dei nostri locali e delle osterie tradizionali. E allora leggo queste 3 righe. La chiacchiera in compagnia non è perdere tempo. La chiacchiera in compagnia non è dileggio. La chiacchiera non è neppure un facile diversivo per nulla facenti. La chiacchiera, al contrario, è conversazione, è convivialità. La chiacchiera è un travaso di idee, di opinioni e di emozioni. La chiacchiera sono io che cerco di conoscermi e conoscerti, e la chiacchiera sei tu che cerchi di capirmi e di capirti. E ora ti voglio fare una dedica Ma certamente. a Claudio. Un brindisi a tutti gli amici. A tutti gli amici, grazie ragazzi. Grazie. Spero che anche questa volta siate rimasti soddisfatti di quello che vi abbiamo presentato. Vedeteci sempre ogni sabato alle 12. Ciao, arrivederci. Arrivederci.